Un'anteprima di Caseus 2025 qui all'Agriturismo La Penisola di Piazzola sul Brenta per un nobile scopo di beneficenza per la città della Speranza. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti di questa magnifica serata. Per la città della Speranza, momento di solidarietà nell'ambito di Caseus 2025, ne parliamo con Valdo Ruffato. Sì, ormai è un appuntamento tradizionale in occasione della grande rassegna dei formaggi che si terrà sabato e domenica prossimi, e ogni anno organizziamo per fare la raccolta fondi una cena solidale che comprende poi estrazione a premi, aste e quant'altro, il tutto per portare risorse alla fondazione. Il lavoro della fondazione Valdo Ruffato qual è, e soprattutto ricordiamo che si può donare in qualsiasi momento? Si può donare in qualsiasi momento e si può donare in tanti modi: 5 per 1000, donazioni, partecipando a eventi, manifestazioni, acquistando i panettoni e le ceste di Natale. Tutto fa solidarietà. La solidarietà c'è, le persone sono generose, bisogna logicamente anche sollecitare. Ricordiamo che cosa fa la città della Speranza, è fondamentale per la ricerca medica. In che campi, Valdo Ruffato? Da sempre, da quando è stata fondata, sono i 30 anni, quest'anno già dal 16 dicembre celebriamo il trentennale. Tutto quello che viene raccolto è per fare ricerca, per finanziare la ricerca. È stata costruita la prima torre, si costruirà con l'anno nuovo anche un secondo fabbricato, altri 10.000 metri, e la raccolta dei fondi viene adesso per costruire questa nuova struttura e finanziare la ricerca. Ci sono 250 ricercatori che sono dediti a ricercare le leucemie e i tumori dei bambini, dei pazienti infantili, le malattie rare e tutto quello che si riesce a mettere insieme ad altri per cercare di salvare tutte le vite. Terenzio Borga, presidente di Aprola, un momento di solidarietà per la città della Speranza ormai è una consuetudine in queste edizioni di Caseus, siamo giunti alla 21esima. Oramai è diventato un evento, il primo evento del Caseus Veneti è questa cena di beneficenza per Città della Speranza. Noi siamo orgogliosi perché con loro abbiamo iniziato la solidarietà 19 anni fa proprio nella Villa Contarini e Piazzola sul Brenta, e questo gemellaggio sta durando da tutti questi anni. Vuol dire che le cose buone vengono ripetute, vengono potenziate. Il fatto che adesso ci sia questa cena che dà molta più visibilità all'evento è una cosa che effettivamente, insieme con Valdo Ruffato, con il nostro direttore Bernardi, Valdo Ruffato è una persona fantastica, che non solamente in questa situazione si fa capire che i politici hanno anche un cuore. Stefania Fochesato, città della Speranza, e all'inizio del Caseus non poteva mancare il momento di solidarietà. Ormai è diventato, mi viene da dire, un'abitudine, ma in realtà è un grande momento dove a questo punto la gente si aspetta questa serata che è importante perché dà un contributo importante alla ricerca, e difatti ogni anno si vedono, anche stasera parleremo dei nuovi risultati e del nuovo percorso che si sta intraprendendo, per cui è un momento anche di aggiornamento su cosa si fa nella torre di ricerca. Bellissima serata, da ringraziare sempre chi ha donato i formaggi, chi partecipa, chi ha sostenuto la serata, perché possiamo fare veramente la differenza.